settimane che vengo qui. Ricci! C'è Ricci? Ricci! 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 Andiamo, Devorno, ma che sei sordo? Andiamo. Questo muratore devo morire di fame. E te la vieni con me, come se fossi io non ci posso fare proprio niente. Un po' di pazienza e vedremo di sistemarvi tutti quanti. Io sto qua per questo. Vedremo un po' quello che si può fare. A Ricci, è il posto. Il posto? A Tacchino. Stai da presentare al centro affissioni. Gli dai sta carta e ti porti il libretto. C'è niente per noi. Mannaggia la miseria, oh. E qua? Per noi? Ci sono due posti per tornitori, ma qui i tornitori non ce ne stanno. E se non sono tornitore devo seguire a sta qui a fare la muffa. Oh, e che te vuoi, sfogare con me? Ari, ricordati di portare la bicicletta. Ci vuole la bicicletta. Ci sta scritto per lì, no? La bicicletta? Ce l'ho e non ce l'ho. Subito no. La posso avere fra un po' di giorni. No, ci vuoi subito, se no non ti pieno. E non è uguale. Sti primi giorni faccio il servizio a piedi. Parliamo se chiaro, Ari, ce l'hai o non ce l'hai sta bicicletta? Se non ce l'hai bisogna dare il posto a un altro. Ce l'ho io la bicicletta. E che ce l'ha solo tu la bicicletta? Ce l'ho pure io. Ma tu sei muratore, sei di un'altra categoria. E cambiami categoria. Ma non si può. Allora, Ricci, sta bicicletta c'è sta o non c'è sta? C'è sta, c'è sta. Stamattina mi presento. Oh, non fammi accoglionasse. Se non ti presenti con la bicicletta non c'è niente da fare. E che sta aspettando altri 2 anni? Mi presento con la bicicletta, non ci Cataldi. pensare. Mi presento. C'è Cataldi. Eccomi. Ma lavare per 2 giornate al cantiere del tufello, si te va. Ma no, a capo non mi va, ci vado subito. Ma che, ve li posso fabbricare io li posso? Mari. Mari. Che c'è? Che è successo? Ma dimmi se non so disgraziato. Che c'è, Antonio? C'è il posto e non lo posso prendere. È il posto. Senti, guarda che non ho capito bene. Che hai detto? Fermati, Antonio, fermati un momento. Senti, che hai detto? C'è il posto? È buono pure, municipale. E beh, se rimedia, Antonio. Che non si può rimediare? A che te vuoi rimediare? Ci vuole la bicicletta. Subito. Se non mi presento subito, il posto se lo pia un altro. Che si può fare allora? E che vuoi fare? Buongiorno, signora Ricci. Buongiorno, signora. Non te la dovevi impegnare sta bicicletta, Antonio. E che te magnavi? State zitto. Mannaggia a me quando sono Non nato. ti fa sentire. Vi ha voglia di buttarsi al Forza, fiume. zitto. Vi ha voglia. Levati, Antonio. Ma che fai? Se può dormire pure senza lenzuola, no? Sono lenzuola. 6 pezzi.
Sono di lino e cotone, roba buona. Roba di corredo. Sono usati. 4 sono usati. 2 sono nuovi. Quanti pezzi sono? 6, 3 matrimoniali e 3 a una piazza. E 3. 7.000. 7.000. Non si potrebbe fare un po' di più? Sono usati. Beh, metti dentro sta roba. 7.500. Nome? Ricci Maria. Valmelaina. Scala H, interno 1. Interno 1. Uno, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 1, 2, 3, 4, 5. Grazie. Buongiorno. È una bicicletta. $6.100. Perché? Gli interessi, siamo al 31. Ecco. È una Fides, vicino a quella rossa. Ce lo so. Scusi, impiegato, c'è ancora molto? Un momento. Anzi, non c'è nessuno. Stamattina erano 50 persone. Dov'è il capo ufficio? Sta là. E poi, se la cava ora. E posa sta bicicletta. Scusi. Mi chiamo Ricci. Ricci Antonio. Mi manda all'ufficio collocamento di Valmelaina. Ah. Prendi servizio domattina, vai in magazzino e fate dalla roba. Grazie. Buongiorno. Buongiorno. Ciao. Addio. Domattina alle 6:15, hai capito? Non dubbi. Com'è andata? È andata bene. Hai dovuto aspettare, ma rimane tutto a posto. Che c'è qua? C'è lavoro pure per te. C'è da cingere il cinturino del beretto che me balla. Vieni qua, guarda un po'. Ognuno ha lo scomparto suo. Lo vedi quanto è grande? Pensa, prima davano pure le scarpe. Però la quindicina è buona. 6.000, più l'assegni familiari. E poi ci scappa pure lo straordinario, dai, Maria. Antò, che mi fermi un momento in via della Paglia? Che hai da fare? Niente, si tratta di un momento, devo passare da una che lavora. Da una. Sì, da una. Fermati un po'. Ma chi ci sta qui? Te l'ho detto, quella. Faccio in un minuto. Ma chi? Ma vengo. Sbrigate, eh? È mio? No, è mio. Oh,
vedi che è mio. No, ma guarda che è mio. Dai, No, stiamo no. 5 a 3, No, stiamo. 5 a 4. 5 a 3, stiamo. Portiere! Portiere! Portiere? Scusi, sta qui la Santona. La Santona? Sì, quella che vede. Non lo so. Proviamo al primo piano. Proviamo. Sta qui la Santona? Sì, porta in fondo. Ecco, l'ho levato. Ah, ragazzi, ma ci guardi un momento? Sì, vabbè. Non mi sta a letto, credendo che l'influenza. Hai chiamato il dottore? L'ho chiamato, perché Porta in è fondo. passato febbraio, è passato marzo, aprile. Ma quanto tempo hai sta a maggio, letto? è più di un anno. Me lo potevi portare da me? Come faccio a muoverlo? Che non si può muovere. Che devo fare? Quella sì e quella no. Dio mio, dammi la luce, dammi la luce. Tuo figlio s'alzerà dal letto prima che le foglie cadano. Che vuol dire che cadono ste foglie? Maria, Vuol dire che il tuo figlio Via, via. in autunno s'alzerà. Maria. Andiamo via via. No. Quella no. Maria, Dio, dammi andiamo, cammina. dammi la luce. Ma che stai a fare? Ma niente, io do da 50 lire. Andiamo via via, non fa la scema. Mi disse che il posto l'avresti trovato. L'hai trovato e io voglio far dovere mio. Mo vengo dentro e gli dico quello che penso. Ma sì, vabbè, andiamo, andiamo. Ma è mai possibile che una donna come te, che ha 2 figli, la testa sulle spalle, debba pensare a ste fesserie, a sti imbrogli, a ste fregnacce? Io non lo so. E mo che fai? C'hai proprio i soldi da buttare via te. Ma io non so che ti sei messa in testa. Che razza di donna. Ah, non te li puoi spendere meglio sti soldi? Beh, io sono riconoscente. E che me l'ha fatto trovare lei al posto? Ah, andiamo, va. Cammina su. Andiamo a casa, scema. Sbrigate, Bru. Sono già le 6:30. Non si può pulirla bene, non ci si vede. Papà, ha visto che ci hanno fatto? Che ci hanno fatto? Un'ammaccatura. Che ci avevo fatto? Magari c'era. No, non c'era, questa è una botta che gli hanno dato. Chissà come le tengono. Io gli avrei detto. Mica ripagano le riparazioni. Ma te vuoi sta zitto? Sì, mi sto zitto, io gli avrei detto. È pronto il berretto, Maria? Sì, Che ci hai fatto? frittata. Fatte vedere. Ammappede. So bello? Me pare in poliziotto. Ah, oh. Sta fermo, non che mi fai male. Sta fermo. Ai, sta buono che mi svegli la ragazzina. Ti è, Bru? Frittata. Andiamo. A Bru. Ciao, ma. Ciao, Maria. Ciao. Ciao.
Ciao Bru, se vediamo stasera alle 7, aspettami qua, eh. Ciao papà! Ciao. Ciao papà! Ciao. Buongiorno! Prima gli dai una mano di colla. Così. Ecco. Poi ci schiaffi il manifesto. Ecco qua. Poi un'altra mano di colla leggera, leggera, in maniera che il manifesto viene stirato e senza grinze. Hai capito? Ah, ragazzi? Perché se ci lasci qualche grinza, passa l'ispettore, se ne accorge e ti mette la multa. Hai capito? Vedi Ricci, per fare sto mestiere ci vuole molta intelligenza, ci vuole occhio e sveltezza. Ecco qua, andiamo. Se vede Marie, te saluto. Grazie. Ciao. Buongiorno. Al ladro! Al ladro! Che ti è successo? Monta, monta! Vai appresso, corri! Corri, dai! Corri! Ma verso il tunnel, l'ho visto io. Corri! Che c'è? Beh, deve essere sbagliato, eppure ero proprio convinto che avesse preso d'altra parte. Vabbè, mo ricontrino mai. Che io vuoi fa?
Sì, c'era gente. Ma andavano bifatti loro, poi mi sono messo a correre. Gagliani! Che c'è? Hai tu il comizio! Ma ce va a capire! No, ho cambiato, Capete va di Voltino e 2 quadroni al comizio! Firma. Padroni? Comandi, Tocca a noi. andiamo via, presto. Se può fare qualche cosa. Se hai tempo, cercalo te. Ma che, mi devo mettere a girare per Roma? E posso girare io, che manco la conosco. Ma se può dato la matricola, i connotati. Capirai, ci vorrebbe tutta la squadra mobile solo per stare a cercare le biciclette. Ma allora che la faccia a fare sta denuncia? Può servire. Metti che domani la trovi da qualche biciclettaio in mezzo alla via, chiama un agente e sei in regola. Novità, brigadiere? No, niente, una bicicletta. Grazie, buongiorno. Allora mi devo arrangiare da me. Va bene così. L'hai fatta la denuncia? Va bene così. Buonasera. Buonasera. Sarebbe comodo, sarebbe comodo! Ma signora, prego, sono prima io. A Bru. Papà, sono le 7:30. Sono venuto con l'autobus. Andiamo. E la bicicletta? Si è rotta? Sì, si è rotta. Va dentro te, io vengo dopo. Vai, vai. Qui non è questione di ufficio di collocamento. Se il lavoro non ce n'è, la gente non si colloca. Del resto noi, come cellula, abbiamo fatto presente la cosa in sezione e alla Camera del Lavoro. Con i sussidi non si risolve niente. Il sussidio umilia il lavoratore, si consuma in un momento e lascia il tempo che trova. Qui ci vuole un grosso programma di opere pubbliche e in fondo anche oggi al comizio che cosa hanno detto? La stessa cosa. Da noi non ve potete aspettare miracoli. Noi stiamo sempre con gli occhi aperti. Ve state zitti laggiù. E lui è. Appena c'è una possibilità di sistemarle, noi non la lasciamo passare di sicuro. Sì, lo so, avete ragione. L'essenziale è trovare a lavorare. Quando uno lavora, il mondo comincia a funzionare. È una poesia casciuta, coppola sa te. Da Rupert Bertieri. Veramente non mi facessi procuriata gente, 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 gente,
Se me volessi bene, o veramente non mi facessi sfrugliare da gente, gente, mo vengo, gente. Ma che fai? Beh, Te cercavo, t'ho da parlare. che c'è? M'hanno fregato la bicicletta. Se fossi. E dove l'hanno fregato? A Florida. Intanto che attaccavo. E come hai fatto? Ma ti aiutava io. La devo ritrovare sta bicicletta. È una parola. Scusa un momento. Abbaiò, stammi a sentire, se no qui facciamo mezzanotte. Te sento, te sento. Se me volessi bene, o veramente... Zitti tutti! Non mi facessi sfrugugliare da gente. Hai capito? Ma ho Allora capito. lo parli, Gente. Ma faccio, ma che so scemo? Provate voi, che mo vengo. Mannaggia la miseria, che non si va più via. Non ci rimane che Piazza Vittoria. Ma bisogna arrivare lì di notte perché bisogna essere i primi. I ladri se li sbolognano subito e le biciclette mica se le tengono a casa. Non c'è che tentare lì. Anto, Mari, è vero, non cominciamo con le lagne. Non sono venuta a casa apposta e non senti il lagno. Lagni. E chi fa Lagni, scusa? Non è mica una notizia di tutti i giorni. Hai fatto qualche cosa? L'hai cercata? Non pianga così. Mi pare una ragazzina, mi pare. Non è mica la prima che si ritrova. Gli cambieranno il sellino e il manubrio, ma quella sul mercato domani mattina c'ha da stare. E sì, c'è sta. Ce la riportiamo a casa, Antò? Sarà che stanotte dormirete un po' meno, ma l'importante è che la ritroviamo. Stia tranquilla. Signorina, potrei avere l'onore di sapere cosa fa quest'oggi? Vado a passeggio con la mia amica. Ma non potrebbe venire a passeggio con me? No, perché c'è la mamma. No, così non va. O ve ne andate voi o ce ne andiamo noi. O si prova o si parla. Diglielo tu, Meniconi. Ma c'ha ragione, ora che per andare, scusa. Ma che ci farete mai dopo ste prove? A casa, abbiate fiducia. Vedrete che qualche cosa si farà. A domani, Baiò. Buonasera. Buonasera. Mi raccomando, signore. Buonasera. Fai un po' di gas, se no non andiamo più via stamattina. Senti, vuoi levare con quel carettino là in mezzo? Avete caricato Baiò. là? A Baiò, sto qua. Mo vengo. Amenico, vieni un po' qua. Vieni pure te a Bagonghi. A proposito, che marca era? Fido, tipo le 1935. Se può dire che la conosce meglio lui di me. Beh, meno male, almeno se dividiamo il lavoro, perché sai, qui smontano tutto. A Bagonghi, passiamo da sta parte. Anzi no, passiamo da quest'altra che è meglio. Allora voi altri due vi occupate solamente delle gomme. Tu devi delari e il ragazzino le pompe e i campanelli. Anna, mamma schifo. Fides, telaio Fides. Ho capito. Ecco qua. Adesso guardiamo con la pazienza pezzo per pezzo. Quando l'abbiamo trovati tutti, poi li rimettiamo tutti insieme. Sveglio Pago, sta in campana. Ecco qua. C'è la verdura, ma a noi non ci interessa. Ora noi camminiamo così fra i banchetti da sta parte, senza far vedere che facciamo le indagini, Camminiamo così, indifferenti.
Eccomi, di nuovo si stanno sistemando. Non vedi sì che roba li posso Beh, io ci scommetto che la ritroviamo. Ma ci mangia il fegato io, figurati. Abru, tu occupati solo dei campanelli delle pompe e nient'altro. Se trovi qualche cosa, fischia, mi raccomando. Voi state qua, tu vengi con me. Andiamo, via, andiamo. Abru, mi raccomando, Sì. Se la troviamo faccio una pazzia. Andiamo. Bianchi 25. Bianchi 25. Bianchi 25. Guarda poi, ma bianca. Cosa? Ne ha Ma che schifo. Questa è una macchina nuova. Sono 3 giorni che l'avevo comprata. Vedi che no, cioè come no, tutta nuova, Ragazzi, fila, fila. Non dormi con fides. Che t'avevo comprato? Adulto di mamma. C'è la destra, c'è. Ma me fai lavoro? Ma te lo non faccia, Ma che te faccia? Ma cara te fa? Ma che c'è saluto Gallo Gallo? Sì, per callo, lavorare? callo proprio. Ma che posto è tu? Ma lasciami fare, che sono avvelenato stamattina, sa. Lasciami lavorare, vedi dannate, Ma lasciami se vedere. c'è stato prima di te, ma che fai? Non vedo nessuno, sa. Allora vuoi litigare? Arrivagliaci. È inutile che stiamo qui tutti quanti insieme. Anto, tu guardate le rode. Bagonghi guarda i terari e il maschietto le pompe con i campanelli. Io me ne vado per conto mio. Tieni, guarda che macchina qua, tieni, lascia. Che fa, Guarda questa 24, vedi che macchina, fa la pompa vai. Guarda che non facciamo così, non si capita più. Se ce la vedi più, non facciamo così. Guarda, ci siamo. E armite sto telaio. Forse sì e forse no, perché Roma non è un posto, Roma non è un numero negozio. Beh, che marca è? Perché? La volete comprare? No. Che te lo chiavo? Non vedi che è vernice fresca? Sì, vabbè, ma devo guardare solo il numero della matricola. E che ci fai col numero della matricola? Che te compri il numero? Non si compra il numero, ma va a vedere il numero del telaio. E se io lo voglio far vedere? Poi vado a chiamare la guardia e poi vediamo. E va a chiamare chi te pare, va. Ma perché? Che è roba rubata? E chi ha detto che è rubato? Voi ci avete l'obbligo di far vedere il numero a chi lo vuol vedere. E tu mi fai vedere il numero delle scarpe tue? No! E io non ti faccio vedere il numero della bicicletta mia! Ma che ci fai chi i numeri? Ci giochi all'otto? No, non ci gioco all'otto. Proprio non lo voglio il campanello. Lo senti come suona bene? È mezz'ora che stai qui. Lo compri il campanello, eh? Lo vuoi? Di. Quanto costa il campanello? 150 lire. Lo vuoi? Senti quanto fa bene, senti. Te lo compro. Tu hai fatto la denuncia e sei a posto. Fai vedere sto telaio. Andiamo di levate sto sfizio. Non si può più lavorare in pace. Che non ti fidi manco di me? 12 0
24. È la tua? Lo straccio si è sporcato. Ma non è questione di fidarsi. Un disgraziato che gli hanno rubato la bicicletta avrà pure il diritto di guardare, no? Guarda, chi te lo proibisce? Ci si può anche sbagliare. Oh amico, a Piazza Vittorio c'è tutta gente onesta. Che? E là so perde. Fidesi, ricordate di Fidesi. Che sto a fare? Ma dove sta mio figlio? E starà vicino ai Chiarettini. Mi sa che qui non c'è più niente da fare. È difficile, è difficile. Vuoi qualche altra cosa? Abru, non te devi più muovere da me. Andiamo. Tanto mo te faccio accompagnare da lui a Porta Portese, noi rimaniamo qui, diamo una guardata ancora. Ma io dico che è meglio qui, casomai a Porta Portese bisogna andarci stamattina. Vacci subito, va. No, monta, va con lui, va. Piano piano. Oh. Va. È inutile, non c'è niente da fare. La domenica piove sera. Monti a luna e ti tocca chiudere dentro casa. Fammi s'avvincio ora. A me sto cinematografo non me va proprio il guarda questo. Guarda come cammina. Starebbe sotto! Sono come i salvati! Tutto! Te capitano sti dorsi del broccolo. Da qui te trovi subito carcerato. Te vengono sotto la macchina e te ne accorgi. Ma guarda l'acqua che viene. Guarda quanta ne mani. È inutile tutte le domeniche da piove. Ma che hai fatto? Sono carcato! Ti è pulisce. Oh, ha paura delle danne? No, non voglio bagnare bracche.
Ja, weißt du, ich kann dir sagen, ich habe schon wirklich alles. Nicht der Franz? Ja. Scheißliche Sache, da haben wir wieder gehabt. Salzburger Schnürregen ist nichts dagegen. Ich kann dir sagen, ich war wirklich besser aufgelegt, wie ich herausgekommen bin. Und jedes Mal, wenn ich sowas tue, fühle ich mich wirklich... Und zum Schluss komme ich ja doch nach Hause. Nicht, wenn, ja gut, nach Hause kommen ist auch eine Sache. Aber bei diesem Regen kannst du wirklich eine Sache. Schau, es wird aufhören. Es auch nicht vom Regen aufhört. Was wird der Prior sagen? Er wird schon wieder schimpfen. Ma 100 lire mi dai? Per oggi è contento. Ma che ci faccio? Se vedemmo. Ma che ci faccio? Fermatelo! Fermatelo! Al ladro! Al ladro! Andiamo a cercare quel vecchio, a Bru. Ecco là, papà, ecco là. Ma dove è andato sto maledetto? Dove? Bruno, dove vai? A Bru! Ma che fai? E via! Scusate, vi volevo chiedere una cosa. Quel giovanotto che era con voi, ci vorrei parlare. Dove lo posso trovare? Quel giovanotto? Quello che era con voi, quello che se n'è andato in bicicletta. Perché? Che va fatto? No, niente. Ci vorrei parlare per una cosa mia. C'ho una certa urgenza. Ma che vedevo di? Non lo so, non lo conosco. Ma quel giovanotto che era lì, con voi, sotto l'arco. A voglia, giovanotti, a porta portete tutto l'arco. No, via qua. Io Ma io quello lo devo a aver galla capito. e lasciami Io vedere. ci devo parlare. Ma lasciami vedere, Avete capito? capito? Ah, ragazzi, fermi un po', vedi un po'. Guardate un po' che state, vedi, un po' disgraziato va per i fatti sui, manco giù, guardate un po', porco mondo. Buongiorno. È tardi, bisogna essere qui prima delle 10, non lo sapete? E che ne so? Ma hanno detto che era sempre Buongiorno. aperto. Su, non perdete tempo, andate. Avete visto? Ci sono sempre dei ritardatari.
Vi dovete fare la barba, vi dovete fare i capelli. Per fortuna molti l'hanno già La fatto. messa lo sapevo, finiremo per far tardi. Vede, signora Misiano, ancora 4 barbe e 4 capelli. Devo fare solo barba e capelli. Io solamente i capelli. No, per oggi basta. Signori, è la finestra? Dopo, le gavette, bisogna... Chi è venuto qui per la prima volta sappia che le gavette vanno portate nel cortile. Ecco, dunque avanti, presto. Su, non perdiamo tempo. Bravi così, benissimo. Andiamo, benissimo. E con questa barba è finita. Andiamo. Allineatele, un po' di ordine, perché poi non succeda come l'ultima volta. Ognuno dopo deve ritrovare la propria gavetta o il proprio bidone. Quasi quasi per fare la barba. Devi farti la barba tu? No. Allora vieni in chiesa. Siedi. Tu vai in chiesa. Avvocato, ne ha ancora per molto? No, ho quasi finito. Ho questo. Ah, e questo. No, io no. Allora possiamo incominciare. Sì. Avvocato, qui no, per favore. Mi devo far crescere il pizzo. Attacca quest'altra parte. Presto, reverendo, il sacerdote aspetta. Lasci, avvocato, è troppo tardi. Sì, ci vorrebbe altro Su, qui. ecco, andiamo. Bambino, vieni. Fate più là. Io quel giovanotto lo devo trovare. È ben affare mio. Gli devo parlare. Dunque, mi senti dove lo posso trovare? Ma lasciami perdere, ma chi ti conosce? Ma mi parli di questo, di quell'altro, ma che ne so, che si fa? Ti fa, non so niente. Pagina 6. Io voglio uscire da questo luogo santo. Io voglio uscire da questo luogo santo. Sentendomi purificato nell'animo. Sentendomi purificato nell'animo. E rasserenato nello È un affare che interessa pure lui. C'è da guadagnarci qualche cosa. Dove sta? Ma che sono brigadito tu sta la gente? Sì che so. E se non me lo dici ti porto un questore. Ma che ho fatto io? Che c'è che vedi io qui? è da ripercorrere. Ma lasciami perdere, non mi si ca. È da ripercorrere le strade del dolore e della privazione. Tu mi devi dire, dove stai e basta. Che ci rimetti? Mica ce l'ho con te. Anzi, sono disposto pure a darti qualche cosa. Che si mangia? Pasta e patate. Allora me lo dici? Guarda che se ti porto un questura è peggio, lì ci rimani. Dove sta? Beh, va a via della Campanella. Che numero? Mannaggia. La miseria, mi pare è il 15. Allora mi ci accompagni? Io? Sì, tu. Ma non ci può andare solo? No, o me ci porti tu o te ci porto io con le guardie. Perché mi sono stufato da stare qui a pregare. Hai capito, sì o no? Silenzio, silenzio. Se non state zitti vi faccio cacciare via dalla chiesa. Allora mi ci accompagni? Ma sì o no? Ma io non vengo poi da nessuna parte, vedi, andate e lasciami vedere. Ma tu che ci rimetti?
E va, te ne fa messo Guarda che perdo la pazienza. Ma perdi la pazienza, perdi quello che ti pare, che me ne frega a me. Te possi ammazzate. Via via. Te ci porto con le guardie, eh? Ma portami col diavolo che te si incolla, che me ne frega a me. Oh, me ce vuoi portare? Oh! Bisogna che la pianti, sai, se no ti può vedere il diavolo con candela. Andiamo, cammina. Alza. E lasciami vedere. Anna, ma cammina, non fa storia, Ma lasciami vedere. Che io non venga di sua parte, capito? Mo te faccio vedere. Ma che me fa vedere? Anna, ma cammina. Ma lasciami vedere. Anna. Almeno il bidone me lo farai via. Sì, vabbè, ma te ci accompagno io. Andiamo. Una volta che potrò mangiare cristiano. Li fermi. Ehi, dove andate? Non si può andare. Io sono con questo qua, vada via a minestra. Signori, è venuto un uomo qui. No, non è venuto nessuno. E poi non è ora. Ragazze, mettetene un po' di più lì. Ecco, così, un po' meno in quell'altro. Ma insomma, si può sapere che cosa volete? Voglio uscire! È chiuso, di lì non si passa, la chiave ce l'ha l'avvocato. E poi fatemi il piacere di non fare baccano, perché qui siamo in chiesa, bisogna... Ehi! Volete andare via? Non è questo il contegno da tenersi in chiesa, venite via, venite via! Fermatevi! L'ho da trovare, è qui, l'ho da trovare. L'ho da trovare. Siete venuti per la messa o per fare chiasso? Ma cosa volete, insomma? Io sto cercando un vecchio che era qui. Gliel'ho detto, dopo. L'ho da trovare. Ma dove andate? Dove andate? Lo vedi se c'era? Guarda cosa ci cagò. Chissà dove sta quella adesso. E piantala. Non sarà mica volato. Non sarebbe la stata a Nappi la minestra. E state zitta pure te. E mo che fai? Mannaggia. Anna, poi cammina. No, gioio. Anna, moglie via. No, Vuoi venire o non vuoi venire? no, non voglio venire. Bruno. Andiamo, muovete. Ma guarda che razza di ragazzina, andiamo. Perché mi avete dato? Perché te lo meritavi. Andiamo, cammina. No, non voglio venire, vattene via te. Avanti, muovete. Sti impiccione. Sì, vabbè. Ho messo il suocero. A casa io dico io a mamma. A casa fammi i conti. Tu aspettami lì al ponte, non ti muove. Capito? Vado a cercare quel vecchio.
fatto niente? No, si è fatto niente! Bru, mettiti la giacchetta, che sei sudato. Mettila. Dai. Su. Sei stanco? Mettete a sede. Tanto che vuoi fare? Adesso andiamo a casa. Mettete a sede. È una buona squadra il Modena. C'è fame? Te la mangeresti una pizza? Andiamo, va. Andiamo, va. Morto ammazzato per morto ammazzato, ma chi ce lo fa fare testa qui a tribolare? Andiamo, vieni. Che va da quel succede e che le case vede, non si crede, non si crede. Vieni qua, mettete a sede. È nato un creatore, a mamma chiammi. Non pensiamo a niente. Ci ubriachiamo, va. Cameriere. Prego. Senti il signore là. Mezzo litro? No, un litro e una pizza. Qua pizza non se ne fanno. Come non se ne fanno? Questa è una trattoria, mica una pizzeria. Beh, allora voglio mangiare. Magna? E che non magna? Cosa vuole? Vuoi una mozzarella in carrozza pure te? Sì. Due mozzarella in carrozza e il vino subito. Sono contra a miliare. Mo ci mangiamo queste due mozzarelle e a te faccio portare pure il dolce. Sei contento? Una guardata che la femmina è restata sotto la botta impressionata. Se, una guardata, se, un'impressione, se. Va tu anno, mo chi è stata che ha cogliuto buono te, chi lo fa tenere, come te. Che fate come la di chi sto o piccerilla nire. Poi a mi giro, Antonio, sempre nire. E che non bevi? Bevi, bevi. Perché si ragioniamo, chi sti fatta ci spiega. Se te vedesse tua madre che te faccio bere. A to basta no crano cresce. Fammi come quello che c'è da. Riesce sempre grano che la cresce. Se gira e vota se gira e vota se. Che tu chiami cicciondone, che tu chiami Peppo G, chi lo fa tenere nire come che. Oh, mangiamo e via. A tutto si dimedia. Meno che la morte.
bisognerebbe guadagnare 1 milione al mese. Magna, non ci pensare. Ti piace? Che stavamo a posto. Ho fatto il conto che con gli straordinari vi è molto lo dico. $12.000 di fisso. Scrivi un po' tu. 12.000 di fisso. Più 2.000 di straordinari, più l'assegni familiari, fanno 800 lire al giorno. 800 per 30, fa un po' il conto. Che vuoi di più? Meglio di così. E uno ci deve rinunciare. Io non ci voglio rinunciare. Capisci che bisogna ritrovarla? Perché se no non si magna. Che si può fare? Bisogna andare a Porta Montese tutti i giorni, perché dovremmo da ritrovare quelli là. Sì, quelli. Quelli non si fanno vedere più, là. Mica la ritrovamo con le candele di tua madre. Mica la ritrovamo con i santi. Notizie sportive. Oggi domenica, come di consueto, su tutti i campi calcistici d'Italia, le squadre si incontreranno per le partite in calendario. L'ansia dei tifosi è rivolta naturalmente al campionato di calcio di Serie A. Ecco le partite che verranno disputate oggi. A Roma, il Modena incontrerà la Roma allo Stadio Nazionale. A Bari. Ma io che ho paura che mi dica. Porta in fondo. Che vuoi che ti devo dire, zia mia? Peggio di così. Ma io ho paura. Questo ragazzino mi dispiace che senta, che capisca. Maria, senza paure, devi dir tutto, come al confessore, e vedrai. Magari fosse, Santa Madonna mia. Quella sì e quella no. Semina in altro campo. Mi intendi? Capisci cosa voglio dire? No, non capisco. Ma come fai a non capirlo, ragazzo caro? È così facile a capirsi. A che serve zappare se il terreno è ingrato? Zappi e non raccogli. Capisci? Veramente non ci capisco niente. Quella non te va bene, te la devi scordare. Sei brutto, figlio mio. Sei brutto. Ce ne so tante le donne al mondo. Tu zappa e semina in altro campo. Ti piace? Mamma, sei fredda? Buongiorno. 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 Papà, vieni papà. Vieni papà, c'è posto. No, ragazzi, vieni prima papà. ci sono tre. Papà, vieni, c'è Bisogna posto. rispettare tutti. Vengono e Ma passano perché? avanti. Scusi, signore, ma perché va? Scusate, qui bisogna rispettare tutti. Ma no, non Ci è sono mica persone giusto, che non è- sono 2 ore che stanno aspettando. Lo credo Sì. bene. Scusi, signore, ma perché non rispetti i turni lei? C'ho una certa fretta. No, va bene, anche noi abbiamo una certa fretta, se permette. Mi faccia la gentilezza, mi la faccia gentilezza, passare. tutti dobbiamo domandare le gentilezze allora qua dentro. Buoni. Non mancherebbe altro. Impegni, Che impegni, scusi. io State non- buoni. Va bene, ma insomma non è mica... Guardi, sì. guardi, prima c'è questa Prima signora. c'è, poi Poi ci c'è sono quest'altra io, signora, poi ci poi sono c'è il io. maresciallo. State buoni. No, quello che è giusto è... Tanto ve servo a tutti. Quella sì e quella no. Dio mio, dammi la luce. Dammi la luce. Che vuoi? Che?
Che t'hanno rubato? La bicicletta. La bicicletta. E che vuoi che ti dica, figlio mio? Io posso dire solamente quello che vedo. Ascolta bene. O la trovi subito o non la trovi più. Hai capito? O la trovi subito o non la trovi proprio più. Sta accorto? Subito dove? Io non so più. Che vuoi che ti dica? Non so che dite. Vai e cerca di intendermi. O la trovi subito o non la trovi più. Grazie. Buongiorno. Buongiorno. Adele, che c'è da dirmi oggi? Mio marito si imbriaca sempre. Figlia mia, è una croce. Tu non gli dai i soldi. E che ci posso fare? Si riprende? Si riprende. È chiuso, le signorine sono a pranzo. Quando è chiuso per tutti. Avete capito? E guarda un po', ma guarda un po'. Mamma mia, un bambino. E non lo sapete che non si può entrare? Se ti pesco, vedi dove va? Esci di lì, esci che non si può entrare. E dove va? Vorrei sapere dove va adesso. Vieni via di lì, andiamo, fuori di qua. Andiamo? E dove va? Dove va? Ma la legge qua è uguale per tutti, avete capito? Andiamo. Che sta? Uno, dov'è? E che ne so io? Eccolo, alle scale. Scendi di lì, non si può andare alle camere, non lo sai. Fuori Lasciatemi stare. Ma scalzone, Ma via. lasciatemi stare. In sala da pranzo. Fuori, andiamo. E che nessuno mi aiuta qua, fuori. Andiamo, fuori. Su, via di qua, via. Voglio parlare con quello lì. Ma chiama la polizia. E chi te conosci? Boh, te faccio vedere io se mi conosci. Anna, voglia fuori. Fuori, chiamate la questura, andiamo. Chiamate qualcheduno, fuori. Mari, che strilli, ho mal di testa. Voglio parlare con te. Con me? Alfredo, lascialo perdere. E piantela. A me poi? Sì, a te. Eccomi qua. No. Andiamo, finitela. Tu prima mi devi ridare la bicicletta che mi ha preso. Te la metti giù ste mani. Ho detto già, fuori di qua. E dagli due Ma la vuoi capire schiaffoni. che mi hai rovinato? Alfredo, dagli due schiaffoni. Mandalo via. Fuori di qua. Mi hai messo in mezzo a una strada. Sto masca. Dagli due schiaffoni, mandalo via. Va bene, fuori, mica c'è un po'. Niente fuori con me. Signorine, ritiratevi voi. Andiamo. Ma Anche guarda un po' intanto che che si guaio, mangia a venire a tormentare. Questa che è la prima casa di Roma. Insegno io a Che rubare, figura col insegna. commissario, sono via a sapere. Ma guarda un po'. Venite qua fuori. E non vi vengo più niente da vedere qua dentro. Fuori. Farabutti, andiamo. Dopo che... Fermati. Tu mi devi ridare quello che mi Ma hai che t'ho preso. preso? Ma guarda un po'. Ma che t'ho preso? La bicicletta mi hai preso. Ma che bicicletta? Ma quale bicicletta? Mica sono ladro io. No, non te ne vai. Ma mo t'ammolla uno scanastretto a appiccica al muro. Ma io t'ammazzo se non la tiri fuori. Hai voglia a strillare. Io non mi muovo di qua, tu la tiri fuori. Ma guarda un po' che mi da succede a me, un matto che mi da insultare. A me lo lascia andare. No, che E non te lascia lasciami andare. Ma chi ti ha mai visto a te? Lasciami andare. Tu me lo comprometti. Io da qua non mi muovo fino a che tu non mi ridai quello che mi hai preso. Ma che t'ho preso? Sì, io non mi muovo fino a che tu non mi ridai la bicicletta. La bicicletta che mi ha fregato ieri a Florida. E chi c'è stava ieri a Florida? C'è stavi tu con sto cappello, c'è stavi. Stavi a testare. Sì, stavamo a testare. Se può accusare così la gente. Ma mettete l'occhiale un'altra volta. E lasciami andare. No, che non te lascio andare. Hai capito che non te lascio andare? Ma che vostro gran farabutto? Alfredo, via su. Ma mamma, me lo lascia andare.
E tira giù ste mani, ieri stai ai mercati generali. E tira giù sto braccio. State tranquilla, sorella. Ma che sei matto? Quello è matto vero. Dimmi un po'. T'avrebbe fregato una bicicletta? Sì, mi ha fregato la bicicletta. Prima del baccagliare tanto, sei sicuro di quello che dici? Ma come si so sicuro? E dove te l'avrebbe fregata? Vicino al Florida. Se sei tanto sicuro perché non va in questura? Che aspetti? Lui abita qua? E va in questura, smuoviti. E andiamo, va, perde tempo, cammina. E vacci, che aspetti? Ancora sta qua? Andiamo, muoviti. Va in questura. Io sto qua, non c'è niente da nascondere. No, tu non te ne vai, mica so scemo. Hai capito che non te ne vai? E piantalo, non mi tocca, ma chi t'ha mai visto a te? Levatemelo davanti. Alfredo! Alfredo! Guarda, è meglio che te ne vai. Hai fatto un bel capolavoro, ha fatto. Che quando si accusa qualcuno bisogna essere sicuri. Non si può mica accusare la gente impunemente. Alfredo! Attenti alla testa! Che non batta la testa! Reggio bene, Reggio! Guarda, è meglio che te ne vai. Che quando si accusa qualcuno bisogna essere sicuri. Perché a parte di essere crocchiato, c'è pure il pericolo della querela per calunnia. Andate via se ne l'ammazzo! Andatela via se ne l'ammazzo! Figlio mio! Anima benedetta di mamma tua! Ma te ne voglio andare, E vattene! Ma tira giusto, no! Prima di parlare, sei sicuro di quello che dici? Se sei così fregnone di fatte frega la bicicletta, adesso fatte frega pure il portafoglio e vieni qua a baccagliare. Ma che te butti la campana? I fiacchi, ma mettete 100! Non ci sei là, no. Siete tutti ladri! No, volevo smorzare i calori a quello là! È il manubalo! Dov'è quello della bicicletta? Ma che padrone, una bicicletta. Mica c'è sta... Eccolo lì, sta a fare la commedia. Quale commedia? Non vedete sto poraccio, sta più dell'acchia di qua? Dove abiti? Sto qua, gliel'ho detto, va in questura, non c'ho niente da nascondere. Che c'è da dire contro il mio figlio? E il mio figlio è incensurato! Tutti lo conoscono qua, tutti lo fanno testimoniare! Dice che c'ha il cappello da tedesco. E questo che te? Net tedesco. Andiamo, alzate su. Ma se non si commuove! A brigadiere, ma questo sta più all'ospedale che fuori. E allora ci accompagni lei, su. Ma per carità. È casa di brava gente la nostra. Venite. Venite. Io gli darebbe querela per diffamazione. Che volete da quel ragazzo che non ha fatto mai male alla mosca? Qui si fa presto a vedere. La casa è tutta qua. E ci stiamo in 4. Lui dorme qua. Guardate sotto al letto se ci sono le biciclette. Qui c'è sta mia figlia, un altro ragazzino e io. Oh. Invece di venire a offenne, date in posto a quel poveraccio che è tanto tempo che cerca di lavorare. Anima benedetta. Sono copertoni di mio cognato, una 1100 che c'aveva, affittava. Guardate, guardate sotto al letto, guardate se ci sono ste biciclette. Senti un po'. Hai nessuno che possa testimoniare? Io posso testimoniare. Ma tu? Vuole uscire un momento, signora? Parlate un'ora, 2, 3, porta assai a me. Da solo ti puoi essere sbagliato. Sei sicuro di averlo riconosciuto? E come no? Sì che l'ho riconosciuto. Vieni qua. Guarda un po'. Vedi? Quelli sono tutti testimoni a favore suo. Perdi tempo e di queste storie ne vedo tutti i giorni. Ma l'hai proprio visto di faccia? Sì, l'ho visto mentre scappava. Di spalle, allora? No, ho fatto a tempo a vederlo, perché... sì.
C'era gente. Sì, c'era. E non puoi citare nessuno come testimone? Avevo altro da fare che pigliare il nome della gente. Ma che vuoi fare allora? Non l'hai visto proprio in faccia. Non c'è nessun altro che lo riconosca. Che vuoi fare? Puoi aver ragione, ma ti manca la prova. E se per caso lui è innocente, so pasticci. Questi o li cogli sul fatto o trovi la refurtiva, se no non c'è niente da fare. Ma io gli spacco la faccia. Allora finisce che dovrai portare dentro te. Se sapesse che vuol dire per me sta storia. Vieni un po' qua. Mo che sto bene, sono pure disposto a venire in questo. Sei contento? Che hai trovato? Che hai trovato? Niente. Sono incensurato io. Come ti chiami? Alfredo Catelli. Vuoi fare la denuncia? È incensurato il mio figlio, è incensurato. È meglio che te ne vai. Oh, lascia piano, ma che sei matto? Guarda che faccia. Mamma la cartolina, guarda che c'è. Casa aiuta, bicicletta. C'è pure a denunciare la gente, guarda. Vieni, Abru. Andiamo. C'è la cartolina. Torno tu. C'è più, sa.
Pietro, prendi entrambe e va a Montesacro, aspettami là. Ma che sta a fare? Muovete! C'avevo sta bicicletta sola, c'avevo. In galera ragazzi, trabagliate o no? Tutti bene. Dove portiamo? Al Flaminio o ai Parioli? Al Flaminio. Al Flaminio non devo portare. Ci andiamo in tanti adesso, se no si appoda il commissariato. Ci andiamo io e Pasquale e basta. Lascia stare, lascio bene. E mo me lasci con questo. Non voglio impicci, lascio stare. Buongiorno a tutti e grazie. Bella roba che insegna il tuo figlio. Manco la vergogna. Sei fortunato che hai trovato quello lì, ma se era per me te ci portavo dentro. Vattene a casa che ti ha detto bene. Va, fila, fila. È meglio che te ne vai, va. Poi ringrazia a Dio, va. Manna. No, signore, l'arbitro ha fischiato, ma si smettisce la squadra, diventa molto sicuro. Perché la Roma sta in periodo nuovo della seconda, come